Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo allo sport, parliamo di calcio, firmato il preliminare di vendita del Catanzaro Calcio tra la famiglia Cosentino e gli imprenditori che hanno rilevato la società giallorossa. Una sciarpa giallorossa sventola dalla finestra, equivale alla classica fumata bianca. È avvenuto il passaggio di consegne tra la famiglia Cosentino e la nuova cordata di imprenditori che ha rilevato il Catanzaro. I tifosi, che sotto il sole attendevano notizie da ore, tirano un sospiro di sollievo. È andata a buon fine anche la seconda giornata di trattative per la cessione delle quote societarie, ripartite tra i nuovi componenti del sodalizio giallorosso, chiamato adesso a completare l'iter burocratico per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato. La domanda è stata presentata nei termini previsti e c'è tempo fino al 5 luglio per il deposito della fideiussione. Jessica Cosentino pronuncia le ultime parole da dirigente del Catanzaro e chiude un'esperienza familiare fatta di alti e bassi e nelle ultime stagioni anche di incomprensioni con la tifoseria. È stata presentata la domandina di iscrizione e la tassa di iscrizione per tempo ed è appena arrivata la ricevuta. È stato firmato un preliminare di cessione delle quote da parte della famiglia Cosentino verso una società composta con a capo la maggioranza delle quote sociali, credo, dei fratelli Noto. La cessione definitiva avverrà soltanto quando verrà svincolata la fideiussione della famiglia Cosentino della stagione ancora in corso. Per il resto siamo ancora qui, io sono amministratore unico, continuerò a lavorare questa settimana affinché tutto avvenga nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile.